Salgareda, uno dei 3 banditi che nel Padovano ha rubato un'auto lasciata accesa per qualche istante da un papà. A bordo il figlio di 8 anni, momenti di paura per il piccolo, il malviventi, 3 rom arrestati. Intanto a Treviso continua il piano sicurezza messo in atto contro i ladri da parte dei carabinieri, in campo non solo gazzelle militari ma anche l'elicottero. Non smette di far discutere lo stop al master plan per l'ampliamento dell'aeroporto di Treviso. Il comitato dei cittadini torna all'attacco contro le accuse di voler fermare lo sviluppo della città. Pronta la replica dell'amministrazione che attacca Movimento 5 Stelle e Comitato. Conte dice clamoroso autogol, così si bloccano anche le opere di mitigazione dello scalo trevigiano. Stamane la toccante cerimonia per i 5 soldati della Grande Guerra ritrovati durante i lavori della chiesa di Pero di Breda di Piave, i resti deposti al sacrario di Fagarè. Volley, l'impresa delle Pantere del Moco Conegliano che battono Istanbul e si qualificano per la finale del mondiale per club grazie a una clamorosa rimonta al tie break. Domani la gara decisiva. Viaggio tra i presepi della Marca, Oderzo la particolare natività della famiglia Forner, un'opera realizzata con l'uncinetto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque la sicurezza in primo piano è di Salgareda, dunque nella Marca trevigiana, uno dei banditi protagonisti della incredibile vicenda avvenuta ieri sera a Candiana, nella bassa padovana, quando una banda di rom ha cercato di rubare un'auto ma non si è accorta che all'interno c'era un bambino di 8 anni. La scena è avvenuta sotto gli occhi del papà che si è aggrappato alla portiera per fermarli. Sono stati momenti davvero di alta tensione. Doveva fermarsi appena 5 minuti, giusto il tempo di prelevare dal campetto sportivo l'amico del figlioletto, ma in 5 minuti è successo l'impossibile. 3 ladri sono entrati nell'auto che aveva parcheggiato, le chiavi inserite, il motore acceso e all'interno il figlio di 8 anni che lo stava aspettando. Nelle immagini riprese da un testimone oculare diffuse su Facebook vengono immortalati gli istanti del pomeriggio di paura vissuto da un papà di Candiana. Questo è il momento in cui 3 rom, che hanno appena tentato di rubare l'auto con il figlio a bordo, sono stati fermati dai carabinieri. Poco prima la banda di ladri si era messa al volante senza accorgersi che nel sedile posteriore c'era un bambino annichilito dalla paura. La scena è avvenuta sotto gli occhi del papà che non ha esitato un secondo e si è aggrappato alla portiera della sua Peugeot mentre i ladri tentavano la fuga rocambolesca. Il 42enne è stato trascinato per un centinaio di metri fino a quando il ladro a bordo dell'auto rubata si è scontrato con quella del complice e così i 3 banditi hanno tentato di scappare a piedi mentre sul posto arrivavano i carabinieri. La loro fuga è durata pochi minuti, i 3 sono stati arrestati. Si tratta di 3 giovanissimi rom, i fratelli Lander e Weiner Cari di Vighizzolo d'Este, hanno 23 e 19 anni e un parente, Kim Cari di 26 anni che vive a Salgareda nel Trevigiano. Il 23enne Lander Cari che guidava l'auto rubata con il bambino a bordo aveva un tasso alcolemico di 2,32, quasi 4 volte sopra il limite di legge. Anche il complice alla guida dell'altra auto è risultato positivo all'alcol test. Dopo alcuni momenti concitati, i carabinieri che li hanno arrestati e portati subito al carcere 2 Palazzi di Padova hanno detto che volevano solo rubare la macchina e che non si erano accorti che nel sedile posteriore c'era un bambino. Sono accusati di furto e resistenza. Il piccolo di 8 anni sta bene ma in via precauzionale è stato portato in ospedale visto il gran spavento. Medicato in pronto soccorso anche il papà trascinato per metri ha riportato alcune scoriazioni alla gamba. Dunque sicurezza sempre in primo piano anche nella Marca trevigiana bersagliata dai furti. In campo c'è anche un piano sicurezza da parte dei carabinieri con dei controlli particolari e speciali. Quello odierno è un servizio che noi definiamo straordinario, con particolare attenzione alla fascia oraria che riteniamo più sensibile, che è quella che va dalle 16 alle 23. La compagnia dei Carabinieri di Treviso ha messo in campo da alcune settimane un articolato dispositivo di controllo dei territori di competenza. I militari pattuglieranno fino a sera inoltrata da Spresiano a Zerobranco, da San Biagio di Callalta a Mogliano contro ogni tipo di furto. Il dispositivo odierno, come tutti i dispositivi quotidiani, ha una valenza prettamente preventiva, ma è finalizzato anche alla repressione dei reati. Repressione che si può concretizzare non solo con l'impegno e la professionalità degli uomini impegnati, ma anche con la collaborazione della popolazione.
E a questo proposito mi permetto di invitare chiunque abbia contezza di movimenti o di presenze sospette di persone o veicoli di non esitare un istante e contattare immediatamente il nostro centralino 112. A supportare dall'alto le pattuglie dei militari l'elicottero del 14° Nucleo Carabinieri di Belluno, che ha sorvolato le aree in cui a terra sono stati impiegati i militari, illuminando a giorno il terreno sottostante. I controlli straordinari per il contrasto dei reati predatori nella Marca continueranno anche durante le feste di Natale e Capodanno. E adesso torniamo a parlare del caso aeroporto, perché non smette di far discutere lo stop al master plan per l'ampliamento del Canova. Oggi il comitato dei cittadini residenti è tornato all'attacco. Sono loro, è stato Zaia assieme al sindaco Conte ad aprire di nuovo la procedura a marzo, richiedendo, no, che non ci siano voli su Treviso. Quando c'è stato questo, noi non abbiamo fatto altro che inserirci, abbiamo richiesto quello che manca, quello che il comune di Treviso e tutte le altre autorità non hanno mai fatto, la valutazione di impatto sanitario. Master plan bloccato, la battaglia sull'aeroporto di Treviso è ben distante dall'essere conclusa e dopo le polemiche roventi dei giorni scorsi lo scontro è diventato nuovamente politico tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il comitato intanto torna all'attacco, puntando il dito contro comune e regione. È una cosa insostenibile, noi dobbiamo difendere la salute e la qualità della vita di migliaia di cittadini, cosa che dovrebbero fare i sindaci e cosa che non stanno facendo. Nessun accanimento, avvertono, la procedura aperta dal Ministero è legittima, ribadisce il senatore Gianni Girotto. L'azienda Save è un'azienda che, come le 4.400.000 altre imprese italiane, devono rispettare la legge. Semplicemente vogliamo lo sviluppo, ma lo sviluppo non può passare sopra la salute dei cittadini. Tutto è stato rimandato all'esame della nuova commissione per la VIA. Il Ministero dell'Ambiente ha giudicato i rilievi, le osservazioni che sono state trasmesse dal comitato qui e dei cittadini, le ha giudicate meritevoli di approfondimento, cioè fondate. I comitati sono preoccupati per le gravi conseguenze sulla salute derivate dall'attività aeroportuale. Per loro i quartieri soffrono a causa del rumore, dell'inquinamento e dei rischi che gravano in caso di eventuali incidenti. Ma non solo, da anni l'aeroporto Canova ha raggiunto il suo massimo di passeggeri, ignorando da oltre un decennio vincoli, prescrizioni, leggi, senza che fosse ripreso dalle autorità di controllo. Dal 2007 a oggi il gestore non ha fatto altro che incrementare la sua attività senza aver mai speso un soldo, un euro per le opere di mitigazione. Quest'anno addirittura, dai consuntivi che stiamo riscontrando, supereranno i 24.500 movimenti annuo. Ma allora le regole per chi valgono? Questo dunque è il nuovo affondo e immediata evidentemente è arrivata anche la replica dell'amministrazione comunale. Loro si sono inseriti solo grazie a una manovra politica del Movimento 5 Stelle, cioè diciamocelo, Ministro 5 Stelle, senatore 5 Stelle che ha portato sul tavolo del Ministro questo e la burocrazia italiana vince con rispetto al servizio ai cittadini. Il sindaco di Treviso replica a stretto giro alle affermazioni del comitato contro l'ampliamento dell'aeroporto Canova. Le osservazioni che hanno portato il Ministro Costa a rispedire il progetto all'esame della nuova commissione VIA sono, secondo l'amministrazione comunale, frutto di una manovra politica targata Movimento 5 Stelle. Rincara la dose l'assessore all'ambiente, che contesta nel merito ma soprattutto nei tempi le ultime osservazioni del comitato presentate secondo Manera fuori tempo massimo. Vediamo il filo conduttore: un senatore della Repubblica, non un amministratore. Un qualsiasi senatore della Repubblica ha il posto corretto per porre dei dubbi, è il Senato della Repubblica. Quello è il posto, non può tramite i giornali o per via privata contattare il ministro perché è del suo partito e dire
fai variare l'assetto tecnico di una commissione tecnica terza, cioè, altrimenti guardate non sarebbe più possibile far nulla in Italia. Il sindaco sta preparando una lista di quelli che considera siano i danni conseguenti alla mancata firma da parte del ministro del master plan. Il far ripartire da zero l'iter, secondo l'amministrazione trevigiana, è un autogol del comitato perché blocca anche le opere di mitigazione ambientale previste. In realtà, chiedendo di fermare questo master plan, loro stanno proprio fermando questi investimenti, queste opere di mitigazione. Chiederò un appuntamento formale al Ministro per spiegare l'importanza di quelle opere proprio da un punto di vista di mitigazione ambientale, perché ricordo che ormai si parla di ampliamento dell'aeroporto ma non si intende l'aumento dei voli, che abbiamo già raggiunto il regime massimo, quindi erano tutte opere necessarie per migliorare la qualità della vita, la qualità dell'aria e anche i servizi per gli utenti. Torniamo alla cronaca, nuovo allarme bulli a Castelfranco. Luogo, l'area nei pressi della stazione delle Corriere di Castelfranco. L'ora, le 13:30 circa. Una maxi zuffa tra giovanissimi studenti, la seconda in pochi giorni, sotto gli occhi di altri ragazzini impauriti e impietriti. I carabinieri stanno indagando dopo la denuncia del padre di un 15enne rimasto ferito nello scontro. Stando alle testimonianze dei presenti, si tratterebbe di una banda di minorenni capeggiata però da un ragazzo più grande che dopo la rissa si sarebbe dileguato in auto. Motivazione del raid? Per ora nebulose ma probabilmente futili. Che la situazione comincia a diventare preoccupante in città lo dimostra il fatto che il sindaco Stefano Marconna ha convocato una riunione congiunta con le forze dell'ordine nelle prossime ore. Soltanto pochi giorni fa, proprio a Castelfranco, l'episodio del 18enne salito sul tetto dell'autobus della Mom in atteggiamento di sfida, un gesto che aveva fatto il giro del web con il video della bravata del bullo capace di bloccare il traffico dei mezzi prima di essere denunciato. Lasciamo la cronaca adesso per parlare della toccante cerimonia di questa mattina per i 5 soldati della Grande Guerra ritrovati durante i lavori alla chiesa di Pero di Breda di Piave. Oggi la toccante cerimonia e da oggi i fanti riposano al Sacrario di Fagarè. Guarda con fanti che arrivano i fanti. Un nonno con il nipotino, il passato ed il futuro che onorano con la loro presenza chi ha dato la vita per un mondo migliore. L'immagine più semplice, ma che meglio sintetizza il senso della cerimonia che ha portato al Sacrario di Fagarè altri 5 soldati caduti nella Grande Guerra. Giovanni Buosi, Luigi Moro, Giovanni Romanello, Pietro Vido, insieme al capitano Umberto Buosi, hanno lasciato il pavimento della chiesa di Pero per riunirsi con gli altri 10.000 soldati ricordati nel mausoleo lungo la riva del Piave. Un percorso iniziato proprio dalla Chiesa che li ha accolti per oltre un secolo, con la celebrazione religiosa per le 5 casse coperte dal tricolore. Per rendere omaggio a dei giovani caduti nell'adempimento del loro dovere, nell'intento di donare alla loro e nostra terra libertà e pace. E nonostante sia passato un secolo dalla loro scomparsa sul Carso come nell'ospedale militare Arestito a Castelfranco, a onorarli c'erano le loro comunità di Breda, San Biagio, Maserada, ma anche l'intera Marca Trevigiana e il Veneto, con vessilli e rappresentanti di associazioni d'armi. Il nostro amico, il nostro fratello, su nel paradiso, su nel paradiso. La preghiera nel canto degli alpini ha salutato l'uscita delle urne dalla chiesa che infine sono entrate, accompagnate dall'inno del Piave, nell'ala destra del Sacrario, dove rimarranno a futura memoria, quella di un bambino e i ricordi del nonno e della sua comunità. E tanti ovviamente i commenti durante al termine della cerimonia, anche ma non solo, da parte dei familiari di questi 5 caduti. Tornare a portare i ragazzi in questi sacrari. Ma sì, perché oggi si tende a confondere quello che è il disvalore della guerra, su cui nessuno ovviamente discute, su quello che invece è il valore della patria. Patria, terra dei padri, un termine fuori moda oggi tra i giovani. Ma un termine più vivo che mai partecipando a cerimonie come queste, ma anche semplicemente visitando i sacrari.
Ed è la proposta che il prefetto ha lanciato alle scuole, affinché i giovani tocchino con mano ciò che rimane dei loro coetanei in quel tempo di guerra e morte. Giovani e consapevolezza che ora chi veste la divisa sente distanti. Indifferenza che è un cancro che ci sta avvelenando la nostra società, perché indifferenza significa non farsi carico dei problemi, indifferenza significa pensare che sia sempre il problema di qualcun altro. Questa indifferenza ci fa male. Indifferenza che contrasta con la responsabilità che i giovani di allora hanno accettato andando al fronte. Un termine scomparso oggi a tutti i livelli, come ha sottolineato il sindaco di Breda. La parola chiave per la nostra Italia è responsabilità. Di ogni persona, di ogni comune, di ogni regione, da raggiungere attraverso un'autonomia o un federalismo che non va visto come abbandono del principio di solidarietà, ma inquadrato in un nuovo corso di responsabilità diretta di ognuno di noi. Parole che si spera risuonino a lungo, soprattutto tra i giovani, come si è sempre tramandato il ricordo di questi 5 caduti tra i familiari. Mi devo tirare a pensione come nonna, di suo figlio che gli era morto in guerra, poveretta. Abbiamo sempre parlato finché era vivo i vecchi. Cosa raccontava? Poveretta che aveva perso un figlio, il primo figlio di 18 anni. La nonna raccontava che è rimasta vedova di 27 anni con 4 bambini. Adesso so dov'è, definitivamente. E adesso parliamo di viabilità con la nuova campagna di CAV, concessioni autostradali venete, per il 2020. Sono importanti novità per i cittadini residenti nelle province di Treviso, Padova e Venezia. Sentite. Per i residenti che dal 7 di gennaio al 31 di marzo desidereranno farsi un nuovo abbonamento a Telepass per un anno, e l'abbonamento verrà regalato da CAV. Basta coda ai caselli per entrare in autostrada o pagare il pedaggio. Una buona notizia per i residenti in tutti i comuni delle province di Treviso, Venezia e Padova. Facendone richiesta potranno avere in omaggio l'abbonamento Telepass per tutto il 2020. È la campagna per il nuovo anno di CAV, la società concessioni autostradali venete, che ha in gestione il passante di Mestre. Un'iniziativa per favorire l'utilizzo di questo strumento soprattutto per i pendolari, che risparmieranno così il costo del canone annuo. Il pedaggio ovviamente sarà a carico dell'utente. Una scelta, quella di regalare il Telepass per il 2020, che mira a sveltire il traffico diminuendo le code ai caselli, con benefici anche per l'ambiente. Speriamo che abbia successo, perché questo significa dare una mano all'ambiente con la fluidificazione del traffico e la minore emissione di biglietti di carta, e speriamo che poi, quando si è imparato ad andare velocemente anche ai caselli, insomma, poi negli anni successivi questi utenti restino fedeli al Telepass. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale di Treviso, riparte dallo sport e dall'impresa delle campionesse d'Italia dell'Imoco Volley Conegliano, che si sono qualificate per la finale del mondiale per club donne a Shaoxing in Cina, battendo oggi nella prima semifinale la pericolosissima squadra turca del Vakif Bank Istanbul per 3-2, squadra che, allenata dall'italiano Giovanni Guidetti, era il club campione del mondo in carica. Conegliano ha battuto il team dopo aver annullato ben 9 match point ed essere stata sotto 14-10 nel tie break. Una fantastica prestazione di tutta la squadra, ma soprattutto di Paola Enogu, autrice di ben 39 punti e giudicata MVP, miglior giocatrice della partita. Domani l'ultimo tassello per arrivare alla loro mondiale, la finale contro un'altra squadra turca, l'Ekzacibasi Istanbul, che ha sconfitto l'altra italiana Novara nella altra semifinale, altrimenti sarebbe stato un derby tutto italiano. Domani dunque la finale che vedrà impegnata l'Imoco Volley. Adesso a Treviso, torniamo a Treviso, perché da ieri con l'accensione della Loggia dei Cavalieri è iniziato ufficialmente il Natale a Treviso.
Le luci, la vegetazione, le lanterne in vetro sotto le antiche arcate e l'atmosfera da fiaba è garantita. Con l'inaugurazione della loggia incantata sono ufficialmente partite le manifestazioni del Natale trevigiano, con un allestimento tra arte e design ed un omaggio ai boschi del Bellunese devastati l'anno scorso dalla tempesta Vaia. La loggia dei Cavalieri è tornata a splendere. Parte un calendario ricco di eventi, ci tengo a sottolineare tutti gratuiti per i nostri cittadini perché vogliamo che questa sia un'occasione di condivisioni e di comunità. Suggestiva la scenografia intitolata La rinascita del bosco, per una dedica alle popolazioni del Bellunese devastate l'anno scorso dalla tempesta Vaia. La rinascita del bosco perché vogliamo dimostrare la nostra testimonianza, così come l'ultimo anno, ai paesi e alle città colpite dalla tempesta Vaia, ma anche un messaggio per l'ambiente. Siamo tutti parte di un unico ecosistema e la responsabilità di ognuno di noi proteggerlo. E proprio le tematiche della biodiversità e della salvaguardia dell'ambiente associate alla magia saranno al centro delle molte iniziative del periodo natalizio dedicate soprattutto ai bambini. Il Natale però ovviamente è anche divertimento, quindi ogni venerdì, sabato e domenica sotto la loggia ci saranno spettacoli teatrali per bambini. L'8 dicembre dalle 11 di mattina alle 4 di pomeriggio per tutti i bambini ci sarà l'Eco Scuola di Magia. Cosa vuol dire l'Eco Scuola di Magia? Il team di Master of Magic insegnerà a tutti i bambini la magia del riciclo, ovvero come fare dei piccoli giochi di prestigio con oggetti riciclati. Natale significa anche presepi, allora il nostro viaggio tra i presepi della Marca è iniziato e andiamo a vedere a Oderzo la Natività in casa della famiglia Forner, un'opera particolare realizzata dalla signora Bruna. Questo presepio è stato realizzato a mano, fatto tutto all'uncinetto, una mia grande passione che avevo ancora quando ero piccola. Spero che vi piaccia, vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti da parte di Bruna e Albino. Arrivederci. Complimenti alla signora Bruna e alla sua famiglia. Allora lo ricordiamo, le modalità per segnalarci il vostro presepe le vedete in sovraimpressione, redazione@antena3.it per scriverci una mail, ricordatevi di segnare anche l'indirizzo, un numero di telefono per venire contattati e anche di descrivere un po' con qualche parola il vostro presepe, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 se volete inviare un video da voi realizzato del vostro presepe. Ricordatevi, appunto, se usate uno smartphone, di effettuare le riprese tenendo il telefono in orizzontale. E adesso le notizie dal Bellunese. Che ripartono dalla polemica, abbiamo già raccontato ieri dei vincoli del Ministero delle Beni e Attività Culturali sul Comelico e Auronzo di Cadore, l'ira di Zaia. Ieri abbiamo raccontato, ha detto ricorreremo in ogni sede opportuna. A parlare oggi anche l'onorevole Luca De Carlo che dice traditi cittadini e territorio. Ci siamo resi conto tutti e da subito che la posizione di questi vincoli era assolutamente una ritorsione rispetto ad una volontà di decidere il proprio futuro che avevamo in qualche maniera manifestato in occasione della protesta a favore del collegamento sciistico.
Uno schiaffo bello e buono, un atto di ritorsione contro chi osa alzare la testa. La firma dei vincoli ai territori del Comelico di Auronzo, ufficializzata dal Ministero per i beni e le attività culturali, non offre margini di interpretazione diversa, secondo il deputato di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. E assieme a lui c'è mezza provincia in subbuglio. Da un lato il mondo politico, dall'altro quello imprenditoriale, con Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che parla di atto aberrante, di un'azione irresponsabile contro un territorio che chiede solo di avere un futuro. I vincoli imposti alle terre alte del Bellunese, da qualsiasi parte li si voglia leggere, sono la pietra tombale sull'intero comprensorio, per il suo sviluppo e per la sua manutenzione. Anche lo sfalcio dell'erba diventa oggetto di richiesta, è una cosa assolutamente folle proprio perché non è una cosa studiata per il bene del territorio come qualcuno vorrebbe far credere, perché i vincoli lo tutelano e lo rendono in qualche maniera protetto. Il nostro territorio è da sempre protetto da chi ci vive. Ai parlamentari bellunesi e al ministro D'Incà l'appello di De Carlo perché si attivino e intervengano in maniera rapida ed efficace contro questo provvedimento che umilia e uccide un territorio vivo e che vuole vivere. E ad D'Incà si rivolge anche la presidente di Confindustria. Alle ragioni dell'esecutivo e della maggioranza deve anteporre quelle del territorio. Attendiamo ancora i fatti. Non vi furono responsabilità di terzi nell'incendio di Comelico Superiore che nel luglio scorso causò la morte di Maria Doriguzzi, di 81 anni. Il pubblico ministero Roberta Gallego ha firmato l'archiviazione del fascicolo alla luce della consulenza dei vigili del fuoco che hanno escluso ipotesi alternative. Secondo la consulenza tecnica, l'anziana cadde mentre tentava di mantenere vivo il fuoco nella stufa con un foglio di giornale, una circostanza che le risultò fatale. Il fuoco tra le mani si propagò rapidamente alle tende e la donna, non riuscendo ad alzarsi in tempo, non ebbe scampo, morendo per asfissia. I pompieri arrivati in forze in piazza De Cassan la trovarono purtroppo esanime accanto alla stufa. Torniamo a Belluno per parlare adesso dei nuovi incarichi per i dirigenti della squadra mobile e anche della squadra volanti della Questura. San Nicolò si è palesato in questura con un telex in mano, destinatari della comunicazione, dirigenti della squadra mobile Vincenzo Zonno e delle volanti Michele Natalicchio. Il primo trasferito a nuovo incarico alla guida del commissariato di Conegliano, il secondo alla questura di Venezia. E stamattina è stato il momento dei saluti ufficiali. Il questore Lilia Fredella ha elogiato i suoi due dirigenti. Zonno, ha detto, ha portato avanti la solida tradizione della squadra mobile di Belluno. Natalicchio ha condotto il reparto numericamente più consistente, con efficacia e con una sensibilità che va oltre la missione di prevenzione e repressione. I bilanci dell'attività di entrambe le divisioni sono più che lusinghieri. Sono state tutte molto importanti per noi e ci hanno lasciato anche un segno. Ne arriveranno in futuro, posso annunciare che stanno per arrivare anche altre cose e le seguirò col cuore. Il personale soprattutto dell'ufficio che ho diretto va ringraziato e lo porterò con me sempre perché insomma una estrema professionalità, dedizione, voglia di aiutare il cittadino, grande disponibilità. Ai due dirigenti il dono personale del questore Fredella, due capolavori di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari e I miracoli di Valmorelle, per conservare con un pizzico di malinconia la dimensione fantasiosa e onirica della provincia. Alla squadra mobile la prossima settimana arriverà da Venezia Jacopo Ballarin, mentre per la dirigenza della divisione volanti bisognerà attendere fino all'inizio della prossima primavera. È tutto anche da Belluno, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al Meteo. Festività dell'8 dicembre all'insegna di condizioni meteorologiche stabili, anche se la domenica risulterà piuttosto grigia. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampi spazi di sereno sui rilievi bellunesi, nubi basse ed occasionali nebbie in pianura e nelle valli prealpine, specie durante le ore più fredde della giornata. Precipitazioni assenti, salvo per occasionali pioviggini alla sera sulle aree meridionali della nostra regione. Temperature minime tra -4 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 9 gradi. Situazione sostanzialmente simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole sui rilievi, qualche addensamento e cielo poco nuvoloso invece sui restanti settori.
Temperature minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 7 e 10 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove invece sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo, vedete, sereno. Temperature minime sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.